Eccoci nuovamente in diretta con il TG di Treviso. 200 partecipanti, 25 dei quali partiti in bicicletta da Treviso, hanno preso parte alla manifestazione di questa mattina a Candelù, promossa da Lega Ambiente in occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide. Obiettivo: attirare l'attenzione sul Piave e sui rischi che corrono il fiume e la biodiversità che custodisce. Un nastro rosso ha unito i manifestanti sulle due sponde, un abbraccio dalla riva destra alla riva sinistra seguendo la fascia delle risorgive. I partecipanti hanno ribadito il loro no alle continue escavazioni, alla canalizzazione del Greto, alla continua perdita di biodiversità sia nella poca acqua rimasta sia nelle golene in gran parte occupate da vigneti. Ed ora andiamo a Mogliano, dove continua a far discutere il progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra nella zona nord della città. Contrario il sindaco Bortolato, che rilancia venga fatto lungo il passante. Una battaglia forte perché quel progetto secondo noi è un progetto sbagliato. Non ha dubbi il sindaco Davide Bortolato, per la sua città quell'impianto fotovoltaico non sta da fare. Nello specifico si tratta di circa 12 ettari che dovrebbero essere coperti da pannelli tutti a terra in questa località all'altezza di via Cavallaggeri lungo la tangenziale nord di Mogliano. Nel posto sbagliato, perché stiamo parlando di un pezzo di campagna che ha delle valenze paesaggistiche importanti, lì passa anche il fiume Zero, ci sono molte abitazioni sparse e quindi assolutamente ci stiamo attrezzando per combattere questo progetto. Abbiamo già trovato un consulente tecnico che ci sta dando una mano per la redazione di tutte le osservazioni che andremo a fare e abbiamo trovato anche un consulente legale che ci sosterrà per la parte appunto legislativa. Una battaglia che vede tutta l'amministrazione comunale unita contro il progetto presentato in regione da una società di Bolzano che ha calcolato di coprire l'area con 13.500 moduli che produrranno fino a 7.290 kW. Con questa presa di posizione qualcuno però accusa l'amministrazione di scarsa sensibilità per l'ecologia delle energie rinnovabili. Noi comunque non siamo assolutamente contrari alle energie rinnovabili, anzi anche come amministrazione stiamo investendo molto, però quello che diciamo è che ci sono altri posti dove installare il fotovoltaico, innanzitutto i tetti, ma poi anche ci sono dei reliquati, dei terreni anche vicino alle autostrade, anche qui a Mogliano, che possono essere utilizzati a questo scopo, terreni che oggi magari non sono neanche coltivati e che potrebbero trovare una destinazione con questi sistemi. Messaggio chiaro all'azienda ma anche alla regione, messaggio che comunque sarà ufficializzato a brevissimo. Andremo in consiglio comunale prossimamente e ci sarà un no unanime da parte di tutto il consiglio comunale. Prima domenica di Carnevale oggi, mentre Carnevali di Marca ha annullato tutte le sfilate a Giavera del Montello, oggi pomeriggio è tornato il Carnevale con la sfilata dei carri, una delle pochissime in Veneto. Super Green Pass e numeri contingentati non hanno fermato l'allegria. Carri, coriandoli, musica e balli tra maschere e mascherine. Un primo passo verso la normalità lo offre nella prima domenica di Carnevale la sfilata organizzata dalla Proloco a Giavera del Montello. Ecco quindi lo spettacolo della grande parata dei giganti di carta targata Carnevale del Massariolo. E qui guardate che spettacolo! Mentre nel resto della provincia si è preferita la formula prudenziale di carnevale diffuso con poche piccole manifestazioni dedicate ai bambini e niente carri, a Giavera il motto "il carnevale porta via ogni male, più ridi, più sei felice", sono tornati i carri che hanno sfilato per le vie del centro. Ingressi contingentati e Super Green Pass, la manifestazione organizzata in collaborazione con l'amministrazione comunale nel rispetto delle norme di sicurezza per concedersi dopo un periodo difficile qualche momento di allegria, soprattutto per i bambini. Oggi e domani ingresso gratuito al Museo Bailo di Treviso per vedere il gesso di Amore e Psiche di Canova, anticipazione della mostra di maggio dedicata allo scultore neoclassico. Mi fate vedere com'è venuta? Una mascherina non meravigliosa però. Vabbè, è un ricordo anche esatto, questo. esatto, sarà sicuramente.
Coppie giovani o più mature, davanti al gesto di amore psiche al Museo Bailo, accolgono l'invito dell'amministrazione comunale di scattarsi un selfie con alle spalle gli amanti mitologici a cui ha dato forma lo scultore Antonio Canova. Ingresso gratuito per ammirare il gesto in cui Psiche, la ragione, consegna la sua anima, simboleggiata dalla farfalla, ad Eros, il sentimento. Avevamo visto già le opere di Canova a Possagno, quindi insomma questa mancava e visto che era qui a 2 passi da casa siamo venuti a vederlo. È un'opera così assolutamente da guardare. E poi perché è la festa degli innamorati e quindi siamo qui per poter condividere insieme questo momento. Veramente un'opera bellissima. Immancabile lo scatto davanti alla scultura. Abbiamo deciso di farlo anche noi. Ecco, malgrado le mascherine. Purtroppo, però speriamo sia ancora per poco. L'iniziativa è meravigliosa, sinceramente. Sono molto contenta di venire anche a vederla, a visionarla, perché ho sentito sempre parlare, infatti su tutti i libri di storia iniziative del genere dovrebbero essere fatte sempre di più. Appuntamento quello del Bailo, che costituisce un'anteprima della mostra dedicata allo scultore di Possagno che aprirà il 14 maggio. Canova gloria trevigiana, dalla bellezza classica all'annuncio romantico, curata dal direttore dei musei civici Fabrizio Malachin. Un Canova inedito, un Canova che con Treviso ha radici profonde, ha un legame profondo legato alla sua storia, al suo vissuto, ma anche al suo percorso di valorizzazione. Grazie a Treviso negli anni 50, la mostra è quella di Luigi Coletti del 1957, ripartì un percorso di riscoperta dell'artista e oggi, se conosciamo Canova come lo conosciamo, molto si deve anche a quella fase di riscoperta storico-critica che fu appunto a Treviso attraverso Luigi Coletti. E taglio del nastro al Museo di Santa Caterina per la mostra del fotoreporter trevigiano Daniele Macca, scatti in bianco e nero e a colori sul nostro tempo, diviso tra ritratti, calli e campielli veneziani e i nostri spazi svuotati dal Covid. Di tutte queste foto qual è quella che le piace di più? Questa. Perché? Questa perché Il talento è saper fare una cosa, farla bene ma non saper spiegare perché e come la si fa. E questo è il talento di Daniele Macca, fotoreporter di Castelfranco, innamorato della sua terra e della sua gente. E questi sono i risultati del suo talento, che fino a ieri ha modellato l'emulsione della pellicola e oggi piega al sentimento i freddi beat del digitale. Tra le sezioni di questa mostra aperta al Museo Trevigiano di Santa Caterina, partiamo dai ritratti raccolti da Macca in 40 anni di avventure tra concerti e reportage. Così al colorato Elton John sul palco si contrappone il bianco e nero di questa suora, mentre in un'alternanza di sensazioni l'occhio del visitatore si concentra sui particolari di ogni singolo volto esposto, più che fissare il nome e la storia a cui è abbinato. Poi c'è Venezia, e qui il talento di Daniele scorre fermando nel tempo le emozioni dei protagonisti di ogni singolo scatto. Dalla gioia spensierata della gioventù alla riflessione un po' curiosa di chi vede passare la vita sul campiello guardandola dal balcone. Una vita, quella di Daniele fotografo, che inizia il 1 aprile del 1996 con un incontro con un grande, purtroppo scomparso, della fotografia trevigiana, Romano Zamattia. ho chiesto che avrei voluto fare il fotografo, lui ha fatto un sorriso e ha detto: ma ti non te sei il fotografo che ha il negozio lassù? Sì, e non te fa già il fotografo? Sì, ma mi vuoi fare il fotografo? È stato quasi un pesce d'aprile, insomma. Esatto, un pesce aprile che dura ormai da 25 anni. Ma Daniele è soprattutto un reporter che fissa la storia, si fissa nella storia, riflettendosi nel casco del pompiere come facevano i pittori veneti inserendosi nei quadri che dipingevano. E quella recente, quella che ci tocca a tutti, è il contagio, che per molti è sinonimo di costrizione, solitudine, dolore e malattia. Ma anche qui Daniele esprime il suo talento raccontando lo sgomento di un sindaco, lo sconforto di un artigiano, ma anche noi che in quei giorni abbiamo cercato di raccontare con le telecamere a chi stava costretto a casa che comunque la vita andava avanti. Assessore, qual è la foto che le piace di più? Sicuramente quella di Venezia durante il lockdown, perché è un simbolo che la bellezza vince sempre, anche dopo un momento di vuoto.
E vi ricordo che dal 9 marzo scatterà un nuovo passaggio verso la televisione digitale. In Veneto le 3 emittenti del gruppo Nord-Est si ricollocheranno in una nuova posizione sul telecomando. Antenna 3 sarà visibile sul canale 10, Rete Veneta sul 14 e Tele Nord-Est sul canale 18. Per continuare a seguire l'informazione di Antenna 3, Rete Veneta e Tele Nord-Est, quindi sarà sufficiente risintonizzare il televisore e seguire le nostre emittenti sui nuovi canali 10 Antenna 3, 14 Rete Veneta e 18 Tele Nord-Est. È tutto dunque, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il meteo per domani. Arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al meteo. Dopo quasi 2 mesi all'asciutto, un'intensa perturbazione atlantica porterà maltempo sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di lunedì 14 febbraio. Sul Veneto cielo molto nuvoloso, precipitazioni più probabilmente a partire dalla seconda metà di giornata, via via più diffuse e abbondanti in serata e poi nella notte tra lunedì e martedì. Temperature minime tra -2 e 3 gradi, massime in calo comprese tra i 3 e i 5 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà più asciutto in mattinata. Peggiorerà poi col passare delle ore con rovesci un po' dappertutto sulla nostra regione. Temperature minime tra 1 e 3 gradi, massime sui 6-9 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche in questo caso molte nubi, inizialmente andrà meglio, dalle ore pomeridiane però piogge diffuse e locali nevicate a quote basse. Temperature minime intorno a 1 grado, massime sui 5-7 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.